Cagliari Online in diretta questa mattina dal bastione di Saint-Rémy. Possiamo farvi notare con queste immagini, possiamo dire le ultime, definiamole battute di coda dei lavori sul bastione di Saint-Rémy a Cagliari, sito monumentale che finalmente, quasi certamente entro questa settimana, sarà restituito ai cagliaritani, ai turisti e visitatori. Gli operai stanno sistemando, installando laggiù, potete vedere i pannelli in plexiglass che quantomeno dovrebbero evitare o prevenire situazioni drammatiche come i tentativi di suicidio o quant'altro. Stiamo percorrendo questo tratto che conduce poi nella zona della passeggiata vera e propria, il cantiere. Vi abbiamo mostrato anche alcune immagini qualche giorno fa della bruttura di questa zona, zona che dovrebbe, area meglio archeologica, che dovrebbe essere quanto prima si spera valorizzata. I lavori, potete vedere, sono fermi ancora a un palo. Questa è tutta la recinzione dell'area di piazza Goffredo Angioni, nel cuore di Castello. Siamo in diretta per mostrarvi tra pochi minuti la situazione qua nell'area cantiere del bastione di Saint-Rémy, per l'appunto. Come dicevamo, i lavori attorno a tutta questa bella passeggiata panoramica sono durati davvero diverso tempo, qualche intoppo burocratico, ma ci siamo, perché potete vedere gli operai della ditta stanno proprio terminando gli ultimi interventi. Lassù si sta cercando, anzi ci sono le opere proprio di pulizia di questa parte del muro. Le immagini che vi stiamo mostrando mostrano per l'appunto la nuova passeggiata del bastione di Saint-Rémy. C'è una bellissima giornata di sole, ci sono anche dei turisti. In queste prossime 24-48 ore arriverà un'altra nave da crociera. Bastione Saint-Rémy e Santa Caterina, restauro e valorizzazione monumentale. Queste saranno, crediamo, le ultime immagini di questa recinzione ormai storica. Finalmente un epilogo, gli interventi sul bastione di Saint-Rémy. Da Cagliari Online per ora è tutto, vi riaggiorneremo nelle prossime edizioni. Insieme all'assessore ai lavori pubblici Gianni Chessa torniamo sull'argomento bastione di Saint-Rémy. Assessore, i lavori si può dire stanno arrivando oramai a conclusione, un nuovo volto anche del bastione di Saint-Rémy, rimane però anche il cruccio dei pannelli in plexiglass. Ai cagliaritani non piacciono, cosa ci può dire in tal senso? Tutte le cose spesso non piacciono, vengono apprezzate semmai anche in ritardo. Il vero problema è che altre alternative, tra quelle valutate, non ce n'erano, tra alternative anche quantificando un po' i costi e benefici. Il vetro era troppo pesante, avrebbe potuto anche ribaltare quelle murate che ci sono dal peso, e quindi il plexiglass è stata la scelta più conveniente e più funzionale anche nel tempo. Quindi c'è una garanzia di quel tipo di plexiglass, è abbastanza trasparente, invece sta dando anche i suoi risultati di nitidezza, qui non toglie niente al panorama. Ricordatevi che a Firenze hanno arrestato dirigenti e assessori perché non è stata recepita la norma, la messa a norma in sicurezza dei bastioni. Comunque il parapetto in plexiglass è l'alternativa a una rete, no, che sarebbe comunque dovuto mettere, come hanno fatto in altri bastioni in altre città d'Italia. Noi abbiamo preferito invece con la sovrintendenza fare questa scelta, che certo non è il massimo della scelta, probabilmente di qualità, ma non avevamo altre alternative. Se poi dei cittadini
ci suggeriscono alternative diverse, le propongano. Oggi diciamo non le cambieremo oggi, ma le prendiamo in considerazione anche per altre situazioni. Tenete conto che ogni qualvolta che si fanno dei lavori noi siamo tenuti a mettere in sicurezza le altezze dei parapetti, che non sono più quelle da 80-90 che si facevano 40 anni fa, oggi devono andare oltre il metro, metro e 10, metro e 15, dipende dalle situazioni. Quindi io credo che andate, adesso come apriamo la piazza a giorni verrà riaperta. Sì, infatti il cronoprogramma cosa prevede, Assessore? Tra qualche giorno riuscirete a ridare appunto ai cagliaritani il bastione di Saremì? Noi entro il 28 di questo mese, quindi tra alcuni giorni, libereremo di tutte le transenne, tutto quello che c'è e restituiamo tutta la piazza ai cagliaritani. Quindi una bella piazza, tra l'altro anche fatta bene, non ci ha dato problemi di infiltrazioni, di ulteriori infiltrazioni, è stata più che calolata anche con gli acquazzoni, quindi ci dà anche una garanzia di prospettiva e di completare i lavori in prospettiva anche dalla passeggiata coperta, per ora siamo sicuri che pioggia non ce n'è. Delimiteremo solo con delle transenne la parte finale dove c'è la torretta, perché sono caduti dei conci di pietra, purtroppo dobbiamo mettere in sicurezza, e le scalinate dalla parte bassa del bastione. Ma ovviamente a giorni consegnata a questa piazza noi continueremo con i lavori del bastione, che sono lavori particolari, è un monumento e come tutti i monumenti vanno mantenuti, e la sua età la sta facendo sentire anche il bastione, però siamo a buon punto e soprattutto la politica dei piccoli passi, facciamo poco e fatto bene, è la miglior garanzia per i cagliaritani di non sprecare soldi.